stanchi dallo streaming. Oggi mi hanno lasciato solo i miei conduttori. Uno sta arrivando. Niente, oggi abbiamo iniziato con la canzone Notti Magiche perché, come giusto che sia, tutto meritato, volevo ricordare il grandissimo campione, l'eroe delle Notti Magiche, Totò Squillaci, che purtroppo ci ha lasciato, un grandissimo campione che porteremo sempre nel cuore, soprattutto per i più vecchietti che si ricordano, no? E i mondiali del 90 ci ha fatto veramente sognare. Poi noi purtroppo in semifinale il gol di Caniggia ha spento un attimo i nostri sogni, però è stata una bellissima avventura. Io ho avuto la fortuna di essere lì quel giorno, anche se abbiamo perso, cioè abbiamo pareggiato e poi siamo stati eliminati ai rigori, però ho avuto la fortuna, ero un ragazzino, avevo 14 anni, ero lì, è stato molto emozionante, quindi Totò Schillaci resterà sempre nei nostri cuori, perché oltre ad essere stato un grandissimo campione lo è stato anche fuori come uomo, quindi resterà sempre con noi. Ovviamente condoglianze alla famiglia, piena vicinanza e viva l'Italia sempre. Niente, oggi apriamo con quello che diciamo sta accadendo in Italia, con quello che sta vivendo il vice premier nonché ministro delle infrastrutture e trasporti, nonché segretario federale della Lega. Questa situazione veramente che incomprensibile, no? La persona, per aver fatto il proprio dovere, sta rischiando 6 anni di carcere, perché il pubblico ministero in 5 ore di requisitoria hanno chiesto 6 anni. Però io sono fiducioso, perché quando ti ritrovi con persone che non hanno fatto altro che fare il proprio dovere e hanno fatto quello che gli è stato chiesto dal popolo, secondo me bisogna solo premiarli, ma in Italia no, in Italia viene mandato a processo. Detto ciò, volevo mandare in onda questo video di intervista, diciamo il video del ministro Salvini, e poi vi spiego dopo cosa c'entra questa storia col fatto che noi parliamo di carcere e polizia penitenziaria. Vado col video. Matteo Salvini, nato a Milano il 9 marzo 1973, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno da giugno 2018 a settembre 2019. Oggi sono a processo e rischio il carcere perché in Parlamento la sinistra ha deciso che difendere i confini italiani è un reato. Il 29 luglio 2019 una nave spagnola di una ONG spagnola, la Open Arms, salpa da Siracusa diretta a Lampedusa. A Lampedusa non arriverà mai. Improvvisamente cancella la destinazione dal diario di bordo e si dirige verso le coste libiche. Il 1° agosto riesce a intercettare un barcone con dei clandestini a bordo. Da quel momento comincia a navigare per il Mediterraneo, raccogliendo altri clandestini e puntando verso l'Italia. Il 20 agosto arriverà davanti alle coste siciliane con 164 clandestini a bordo. Nei giorni precedenti aveva testardamente rifiutato ogni richiesta di aiuto, di soccorso, di sbarco in porti diversi rispetto a quelli italiani. Hanno detto di no alla Tunisia, hanno detto di no a Malta, hanno detto di no perfino allo Stato di bandiera, cioè alla Spagna. Più di 20 giorni di navigazione nel Mediterraneo, trattenendo a bordo tutti questi clandestini, quando per raggiungere la Spagna sarebbero bastate 72 ore. Questa nave spagnola ha rifiutato per ben 2 volte lo sbarco dei clandestini in 2 porti messi a disposizione dalla Spagna e ha rifiutato addirittura il soccorso di una nave militare inviata dal governo spagnolo. Durante la navigazione nel Mediterraneo della Open Arms abbiamo sempre soccorso e fatto sbarcare malati, donne incinte e minori a bordo. Insieme ai colleghi di governo avevo firmato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Grazie alla mia azione di governo erano diminuiti sbarchi, morti e dispersi nel Mar Mediterraneo. Nell'anno precedente al mio arrivo, gli sbarchi di clandestini erano stati 42.700. Durante il mio mandato al Ministero dell'Interno, gli sbarchi si erano ridotti fino a 8.691.
Dopo di me, gli sbarchi purtroppo tornarono a salire superando quota 21.000 nello stesso periodo. A questa nave spagnola non è mai stata impedita la possibilità di andare ovunque, tranne che in Italia, perché non potevamo più essere il campo profughi di tutta Europa. Mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa o processato per aver difeso i confini del proprio paese. L'articolo 52 della Costituzione italiana recita: la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani. Mi dichiaro colpevole di aver mantenuto la parola data. Intervento di ognuno di voi per capire quello, il vostro pensiero. I numeri per intervenire sono lo 0292947222 e su WhatsApp 340 6709 659. Ripeto, 02 92 94 72 22, WhatsApp 340 6709 659. Ecco, adesso torniamo all'argomento che trattiamo di solito, che è quello del carcere e della polizia penitenziaria. Tanti di voi chiederanno: ah, scusami, cosa c'entra il carcere e la polizia penitenziaria col video di Matteo Salvini, del ministro Salvini? E niente, i conti sono fatti. Chi lavora in carcere sa bene che purtroppo ai noi, soprattutto al nord, l'80%, in alcuni istituti si raggiunge addirittura l'80% di detenuti stranieri extracomunitari che sono ospiti delle nostre galere. E l'80% dei casini, degli eventi critici sono creati proprio da queste persone. Se ci spostiamo negli adulti, nei minori, perdonatemi, negli studi per minori, la stragrande maggioranza sono minori non accompagnati che arrivano su questi famosi barconi, parliamo di adulti e minori, e quindi arriva tantissima delinquenza. Il ministro non aveva fatto altro che nel 2019 di stoppare questa situazione e non vi nascondo che i numeri erano totalmente diversi. Oggi purtroppo ai noi tante di queste persone che arrivano in Italia arrivano per delinquere. Quindi ecco perché io ho collegato la questione del ministro Salvini con la questione delle carceri, e chi lavora in carcere lo sa benissimo. Sentivo l'altro giorno una famosa europarlamentare dire che le carceri italiane sono razziste perché sono piene di stranieri. Pure, perché l'affermazione precedente era quella di chiudiamo le carceri. Eh sì, e i delinquenti poi ce li portiamo ognuno a casa nostra. Oggi sento dire le carceri italiane sono razziste perché la stragrande maggioranza sono detenuti stranieri. Dobbiamo fare un attimo pace col cervello, perché qua sono stati chiesti 6 anni ad una persona che ha semplicemente fatto il proprio dovere. Cioè, gli italiani gli avevano chiesto di chiudere i porti, il ministro ha chiuso i porti, si è attenuto alla Costituzione e oggi si sente richiedere dal pubblico ministero 6 anni di pena. Vediamo come andrà a finire. Io sono fiducioso e ovviamente, per quanto mi riguarda, io sono stato, sono e sarò sempre dalla parte del ministro Salvini. Detto ciò, il collegamento era proprio questo, perché le nostre carceri sono piene di detenuti extracomunitari, ripeto, soprattutto nel nord, ma guardi, oggi guarda, anche al sud ci ritroviamo purtroppo ai noi istituti pieni di detenuti stranieri, e su questo dobbiamo ragionare. Ecco, poi parlano di sovraffollamento, parlano di suicidi in carcere, va benissimo, ma il sovraffollamento da cosa è dovuto? Apriamo tutti. E questo apriamo tutti significa, se noi ci facciamo un giro nelle grandi città, soprattutto al nord, Milano, Torino, ma anche in città medie, Brescia, Bergamo, Cremona, e soprattutto nelle zone delle stazioni, strapiene, tutte piazze di spaccio. E io non vedo persone italiane a fare questa tipologia, tra virgolette, di lavoro. Son tutte persone straniere che poi la stragrande maggioranza ce le ritroviamo in carcere. È su questo che bisogna ragionare.
Il problema non è il carcere italiano che è razzista perché è pieno di stranieri, il problema nelle carceri italiane è la massiccia presenza di stranieri e ripeto, come ho detto prima, l'80% degli eventi critici sono causati da queste persone. Nel quotidiano i miei colleghi che lavorano in prima linea devono confrontarsi con tantissime etnie e far convivere tutte queste etnie non è facile, perché ogni giorno succede qualcosa, aggressioni sia fisiche che verbali, cercano di introdurre all'interno degli istituti qualsiasi cosa, cioè, quindi il nostro è diventato un lavoro difficilissimo anche per questo, perché sono persone che, ripeto, la grande maggioranza non sono avvezze al rispetto delle regole e quindi di conseguenza non rispettano la divisa, non rispettano lo Stato. E su questo bisogna fare una riflessione. Non si tratta di essere razzisti o altro, noi non vogliamo gli stranieri d'Italia, ma per l'amor di Dio, ben vengano coloro che rispettano le leggi, rispettano i regolamenti, rispettano le religioni, rispettano tutto. Vieni in Italia, sei ospite, vuoi vivere in Italia, va bene, vai a lavorare, paghi le tasse, rispetti la mia cultura, io rispetto la tua, va benissimo. Quindi qui non è una questione di essere razzisti, qui è una questione di suddividere le cose, no, dividere le cose. Da chi viene in Italia perché ha bisogno di vivere in maniera diversa e chi viene in Italia che vuole solo ed esclusivamente delinquere. E purtroppo ai noi, lavorando nelle carceri, questa differenza la viviamo nel quotidiano, perché vi posso garantire che spesso i detenuti, soprattutto i detenuti stranieri che non hanno fissa dimora o, per quanto concerne i minorili, parliamo di ragazzi non accompagnati, liberanti, cioè quindi significa uscire dal carcere e te li ritrovi il giorno dopo riarrestati per altri reati. Quindi quando io dico bisogna sempre pensare alle vittime del reato, dico anche questo, cioè le vittime di reato sono tantissime, a loro deve essere data una pacca sulla spalla, un pensiero, attenzione, delle soluzioni, ma non certo a chi viene in Italia solo ed esclusivamente per delinquere. Quindi in Italia tu ci vieni se dimostri di essere intanto una persona che rispetta le regole, intanto una persona che ha voglia di dare a quel paese che ti ospita. No che devi venire in Italia a delinquere, a creare danni e ad affollare le nostre galere. Perché purtroppo noi di problemi ne abbiamo tanti anche in Italia, non abbiamo bisogno che arrivano dall'estero. Che a volte quando mi sento dire vabbè ma questo è un discorso razzista, non è un discorso razzista, perché io posso garantirvi che ho tantissimi amici, no, amici è un parolone, tantissimi conoscenti che arrivano da altri paesi, però arrivano in Italia, lavorano, dimostrano di rispettare le regole, pagano le tasse o vivono, conviviamo in una maniera serena e civile. Il problema sono queste persone che arrivano in Italia solo ed esclusivamente per commettere reati, solo e esclusivamente in cerca di soldi facili e di noi, delle nostre leggi, della nostra cultura, della nostra religione se ne fottono. È questo che bisogna far capire a chi ancora oggi continua a dire no, ma bisogna accogliere. Va benissimo accogliere, ma ciò non significa che poi dopo dobbiamo passare da fessi, perché a rimetterci siamo sempre noi. E quello è il problema. Quindi a me interessava sapere un vostro pensiero, quindi chi ha voglia può intervenire. Io ripeto di nuovo i numeri, che è lo 0292947222 e su WhatsApp 340 6709 659. Perché capita spesso, no, di leggere soprattutto tantissimi leoni da tastiera che ti scrivono ah va bene Salvini in galera, ma fate una riflessione. Noi spesso critichiamo i politici perché in campagna elettorale fanno delle promesse, arrivano al potere e non si ricordano più delle promesse fatte. Qua stiamo parlando di un ministro che nel 2019 aveva promesso, nel 2018 durante la campagna elettorale, aveva promesso quello che poi gli era stato chiesto dal popolo italiano, di chiudere i porti. È arrivato, è diventato ministro, ha chiuso i porti, quindi ha fatto semplicemente quello che gli è stato chiesto dagli italiani
e si ritrova oggi, dopo 4 anni di processo, 4 anni, con una richiesta di 6 anni di condanna. Ma il problema non è questo, signori. Il problema, se noi continuiamo a far entrare nel nostro paese persone che non hanno voglia di ambientarsi, non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di pagare le tasse, non hanno voglia di rispettare le nostre leggi, noi tra qualche anno siamo spariti. Gli italiani non esisteranno più. Verranno a fare i padroni a casa nostra. Oggi già accade in qualche parte d'Italia che questi signori fanno i padroni, con arroganza, violenza, presunzione. Cioè, ricordiamoci che addirittura in qualche scuola è stato tolto il crocifisso. È la nostra cultura, è la nostra religione. Qua nessuno dice che bisogna chiudere e non vogliamo più le persone straniere in Italia, ma assolutamente. Qua si parla di selezionare chi entra in Italia, perché chi entra in Italia e ha voglia realmente di ambientarsi, di vivere nel nostro paese, ben venga. Ma chi fa il nostro lavoro, e quindi l'agente di polizia penitenziaria, ma anche altri operatori che lavorano all'interno degli istituti penitenziari, sono stanchi, stufi, perché queste persone non ci rispettano, non rispettano la divisa e non rispettano di conseguenza lo Stato, perché veniamo continuamente nel quotidiano aggrediti sia fisicamente che verbalmente, derisi, perché noi abbiamo. Voglio solo ricordare che la polizia penitenziaria all'interno degli istituti penitenziari lavora a mani nude e ogni santo giorno subisce aggressioni fisiche e verbali e non ci possiamo muovere, perché se poco poco cerchi di reagire ti puoi trovare tranquillamente in tribunale a rispondere per tortura. È questo che deve far riflettere, è questo che deve far capire a chi nel quotidiano parla tanto per parlare del mondo carcere, che è meglio che sta zitto, perché del carcere ne deve parlare solo e esclusivamente chi conosce la realtà. E io in 24 anni ho girato quasi tutti gli istituti d'Italia, perché ho avuto la fortuna di intraprendere una carriera sindacale, ho avuto la fortuna di fare altre esperienze e vi posso garantire che il carcere è totalmente cambiato, in maniera negativa. I miei colleghi hanno le mani legate e lavorano nel quotidiano a mani nude. Spesso è brutto dirlo, no? È brutto dirlo. Ti prendi gli schiaffi e non sai come e se puoi reagire. Ed è triste questa cosa, perché voglio ricordare che stiamo parlando di persone che fanno questo come lavoro con uno stipendio misero rispetto a quello che meriterebbero, perché è troppo facile, no? Guardare in giro i guadagni di altri tipi di lavoro, ma sono certamente, senza offendere nessuno, molto 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 più facili rispetto al lavoro del poliziotto penitenziario, perché spesso noi siamo chiamati a contenere, ma il nostro compito è anche quello di rieducare. E oggi all'interno degli istituti penitenziari la rieducazione è praticamente impossibile, semplicemente perché va bene sovraffollamento, ma questo è un altro discorso perché bisogna studiarla bene, ma c'è un altissimo numero di detenuti, ripeto, stranieri, che non hanno voglia di partecipare, non hanno voglia di essere rieducati, non gli interessa, aspettano solo la data per uscire e continuare a delinquere. Ecco, abbiamo l'ascoltatore, pronto? Pronto Antonio? Sì. Ciao, mi mancano i tuoi soci, dove sono finiti? Arrivano, uno è in arrivo, ma come sappiamo bene oggi a Milano c'è lo sciopero dei mezzi, quindi arriverà. È vero, ho sentito. Ciao, sono Francesco, ti chiamo da Rona, ciao. Ciao Francesco, ciao. Sono un abitué ormai un po' della trasmissione del Sindaco. Sì. No, comunque quello che stai dicendo è veramente, sono parole veramente forti e giuste, perché purtroppo voi siete, diciamo, mani nude veramente, perché io lavoro in fabbrica, no? Nel settore metalmeccanico, quindi diciamo sono ancora fortunato che non ho a che fare con certe situazioni, però purtroppo è il tessuto sociale che è andato negli anni a degradarsi, no? Poi con l'arrivo di nuove persone
diciamo che in Italia abbiamo importato un po' il peggio che si può portare, cioè tutti quelli che vanno dalle galere della Nord Africa così, te li trovi poi sul barcone che arrivano qua e non sai come si chiamano, cosa fanno, cosa vogliono fare, ma più che altro c'è una certa parte politica che a parole dice di prendersi cura di questa povera gente che arriva, no? Però poi alla fine li lasciano abbandonati e purtroppo vanno in mano alla criminalità, alla malavita, e poi dopo voi vi ritrovate in galera, dovete gestire. Poi molti danno fuori di testa e sono fuori, cioè tra che sono drogati o quello che può essere, e voi veramente fate un lavoro, cioè, da farvi gli applauso, perché posso immaginare cosa ne passate tutti i giorni. Poi tu sei responsabile sindacale, anche io nel mio settore sono un po' un sindacalista anch'io, di una sigla sindacale che non dico qual è, ma non è la CGIL, ecco. No, meno male, meno male. No, perché quella parte politica lì nel mio settore fa la parte del leone con la fiomma, no? Uh-huh. Solo che quando fai l'assemblea anche in azienda vengono e ti fanno l'ora di politica, non è l'ora di parlare dei problemi aziendali, vengono lì e ti dicono politica, e a me molte volte mi girano un po' le scatole. Certo. Cerco sempre di starmene zitto, perché se dovessi rispondere ne avrei da dire di cose, no? Anche internamente della mia azienda. Scusami se ti interrompo, io e te siamo diversi perché non riesco a stare zitto. Lo so, però a volte ti dico la verità, più o meno io e te siamo coetanei. Certo. Tu hai 4 o 5 anni in più di me, no? Che dicevi che negli anni 90 nei mondiali 90 avevi 14 anni, io ne avevo 10, quindi siamo lì vicini. Io sono del 70, ecco. Quindi diciamo che un po' sappiamo come si sta al mondo, ecco. Abbiamo più o meno la stessa età, abbiamo visto l'evoluzione di questo tessuto sociale italiano che è nato un po' a degradarsi. Però io ti faccio veramente i complimenti, perché ci metti la faccia, e quando uno si espone, specialmente facendo sindacalista, vuol dire che porta avanti a cuore i colleghi, il proprio mestiere, e si sente da quello che dici te, quindi io ti devo fare solamente i complimenti. Ti ringrazio, e Francesco. anche i complimenti per il lavoro che fate, perché io fortunatamente non ho mai avuto problemi con la legge, non sono mai venuto a trovarvi, però avevo degli amici che negli anni, insomma, un po' di qui e un po' di là hanno avuto a che fare con il vostro settore, e ti devo fare veramente i complimenti. Continua così, perché sei un grande. E salutami Mimo e Fede, digli il vostro amico Pierone, Francesco, che vi ascolta sempre. Ti mando un abbraccio grosso e forte, e mi raccomando, non mollare, come diceva il Bossi, mai. E porta sempre avanti le problematiche che nel vostro settore specialmente ci sono, e spero che questo governo finalmente, dopo tanti anni, vi venga incontro, giustamente, perché vi ha lasciato abbandonati negli anni i vari governi che si sono succeduti, e vi diano veramente gli strumenti e tutte le cose che a voi come lavoratori, innanzitutto perché si porta a casa la pagnotta a fine mese, avete tutte le ragioni del mondo per essere tutelati e per svolgere al meglio il vostro lavoro, perché se voi lavorate bene, anche quelli che dovete curare voi potete trasportargli quel discorso che è un ambiente sano, nonostante sia una prigione, però la prigione deve essere un modo di riscatto, e quando uno esce, ha combinato quello che ha combinato, però quando esce deve essere reinserito nella società. Speriamo che questo governo riesca a fare questa cosa qua. Ti saluto, ti mando un abbraccio. Stammi Grazie bene. Ancora ciao. Francesco, ciao, buona giornata. Ciao. Andiamo in pubblicità. Nel frattempo volevo avvisare, è arrivato il mio socio, ha fatto le corse. Buonasera a tutti. Oggi è un giorno di passione per i mezzi pubblici milanesi, sono sudato come un mufflone, però ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta. Pubblicità, torniamo subito. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Grazie. Da un male arriva un bene, grazie per la solidarietà, migliaia di messaggi su Instagram, Facebook, TikTok, X, tantissime mail, tantissima gente che mi ferma e mi dice: Matteo, non mollare, non solo non mollo,
ma andiamo avanti ancora con più determinazione. Ad esempio, nelle ultime ore abbiamo portato a casa dei risultati concreti che cambiano in meglio la vita degli italiani per quanto riguarda la sicurezza. Il carcere per le donne che usano la gravidanza o i bimbi piccoli per rubare e rapinare, spesso rom, spesso zingare, e quindi stop con questa vergogna e andiamo a salvare quei bambini. Per quello che riguarda gli occupanti abusivi delle case, sgombero immediato e carcere anche per loro, e per quello che riguarda pedofili e stupratori finalmente il via, battaglia storica della Lega, un tavolo per arrivare alla castrazione chimica. Quindi non solo manette, insulti o processi non ci fermano, ma noi andiamo avanti spediti. Vi aspettiamo in questo e nel prossimo weekend in oltre 600 piazze italiane per dei gazebo in cui potrete firmare per ribadire che difendere i confini non è un reato, e poi domenica 6 ottobre una grande giornata di libertà, di sicurezza e di giustizia, la giustizia quella vera, a Pontina. Grazie, io non mollo, soprattutto se ci siete voi. Eccolo là. Eccoci qua. Ringraziamo il nostro mitico regista Lorenzo. Assolutamente ricordiamo che se non fosse per opera dei nostri registi tutto questo non sarebbe possibile. Spazio più con il Sinappe. È bellissimo stare qua finalmente dal vivo con un caro amico che a cui ultimamente ho rotto parecchio le maracas, però sono stato in missione per conto di Dio ultimamente. Spero che non ti ho fatto rimpiangere la prima mezz'ora che sono andato in diretta da solo. No, assolutamente. Ci tenevo, Fede, volevo dire volevo l'ennesima solidarietà all'ex direttore di Radio Padania Libera, Matteo Salvini. Ricordiamo che Matteo inizia da qua, da questa radio, da Milano, con i calzoni corti, con Mimmo Magnetta, insomma è un ragazzo, resterà sempre un ragazzo, e che sta attraversando quello che attraversano tante donne e uomini delle forze dell'ordine, cioè pagare le conseguenze del suo operato per aver operato bene davanti alla legge, con processi davvero che hanno qualcosa di allucinante. Noi siamo davvero allucinati per la richiesta della procura di Palermo. Noi nel nostro cuore ovviamente alberghiamo la fiducia e la speranza che il tribunale di Palermo invece agisca diversamente, però è una cosa che conosciamo, soprattutto Antonio Fellone che segue, visto che è il segretario generale aggiunto del Sinappe, tantissime storie di donne e uomini con la divisa che si ritrovano davanti a un giudice per aver operato. Certo, ce ne sono tantissime e fortunatamente in tanti poi è andata bene, perché alla fine la giustizia arriva per tutti. Niente, dai, io ho fatto già prima gli auguri, in bocca al lupo abbiamo una chiamata. Passiamo alla precedenza, gli ascoltatori come al solito. Ringraziamo il nostro mitico regista. Buonasera, chi è e dove chiama? Buonasera, sono Carmen e chiamo da Vicenza. Diciamo che sono stata un'addetta ai lavori e adesso sono in pensione. Ho ascoltato con interesse il segretario del sindacato e volevo fare a lui due domande. Vai Carmen. È possibile? Sì, certo, devi, come no. Non puoi, devi. Ok, allora io ascoltavo e condividevo il ragionamento, però riflettevo su questo. Lei diceva, e come tutti noi sappiamo, compreso io perché sono una pensionata della polizia penitenziaria, lei diceva che il nostro lavoro non è, cioè se era difficile adesso è difficilissimo. Io penso però, visto che per aver contatto con determinate persone serve una preparazione, quindi secondo me un occhio anche nella selezione, e vorrei dire oltre a fare gli auguri alle new entry della polizia penitenziaria, alle nuove leve della polizia penitenziaria, volevo dire che devono sempre prepararsi, conoscersi, mai fermare la conoscenza se vogliono fare un buon lavoro, e non pensare solo finalmente mi sono sistemato il mio lavoro. No, non è così, perché il nostro lavoro è difficile, come diceva lei, no? Le etnie, la conoscenza, conoscere la droga, perché se parlano di termini e lei non conosce, non sa nemmeno che cosa stanno facendo. Io mi ricordo ancora il professore quando ha detto: ma se trovate una scritta, Dio c'è, che cosa significa?
E qualcuno di noi ha detto che sono religiosi. No, Dio c'è, significa che in quella zona c'era la droga, per esempio. Questo per dire Maria o tutti i termini benedetti che usano. Poi sono d'accordo con lei, nelle grandi città e forse anche nelle nostre città, perché io sono meridionale, dilaga la droga e la delinquenza. Perché? Perché queste persone che entrano in modo non legale nel nostro stato hanno bisogno di vivere, come tutti quanti. Quando ci alziamo la mattina dobbiamo soddisfare dei bisogni primari. E quindi inoltre loro devono mandare i soldi a casa, eccetera, eccetera. Ma questo è un discorso molto largo, diciamo, che c'entra politica, di tutto e di più. E direi pure a qualcuno, io sono cattolico, però finiamola di fare i buonisti, perché il pane tutti i giorni non si può dare se non si porta una persona all'autonomia. Quindi la mia riflessione era sulla selezione del personale e sulla formazione anche. E basta pane a UFO, perché il pane si suda, cari ragazzi. Lo diciamo sempre ai giovani: non te lo prendi con TikTok, non te lo prendi con Instagram e non te lo prendi vendendo panetti di droga. Quella è una strada che può essere facile all'inizio, ma poi ti porta a un futuro di morte o comunque di disperazione. Questo dobbiamo farlo capire. Ma io dico soprattutto basta venire a fare i padroni a casa nostra. A casa nostra ci vieni se rispetti le nostre regole, la nostra cultura, le nostre leggi, altrimenti te ne torni a casa tu oppure vai in un altro paese. Però come sentivo l'altro giorno, ormai tutte le nazioni stanno chiudendo, perché la situazione sta esplodendo in tutte le nazioni, non solo in Italia. Però in Italia abbiamo un problema, in Italia abbiamo tantissimi buonisti. Abbiamo la signora che va in televisione dicendo che le carceri italiane sono piene di stranieri, quindi sono razziste. Non è che lavoriamo all'interno degli istituti penitenziari, siamo razzisti perché ci sono troppi stranieri, o abbiamo sempre la stessa che qualche giorno prima in una nuova performance ha detto chiudiamo le carceri. Ecco, questa è l'Italia. Il problema è che fa l'europarlamentare, signori cari, quindi quando andate a votare pensate però bene. Una passione per gli immobili ed è una cosa meravigliosa. Ecco, vabbè, lasciamo perdere. Grazie Carmen. Grazie Carmen, ciao, a presto. Perfetto. Abbiamo in linea il nostro segretario nazionale Pasquale Gallo. Dal ciao profondo Pasquale. nord, in dal profondo nord della Campania. Ciao Pasquale. Ma nord, ciao Antonio. Vabbè, nord della Buon Campania. pomeriggio a tutti gli amici di Radio Libertà. Della provincia di Caserta? No, del nord della Campania, nord di Napoli. No, volevo dire. Napoli Nord. Napoli va Nord. Bene, ottimo. Comunque qualcosa di nord. Salutiamo allora il nord della Campania che ci ascolta e ci ascolta davvero. No, ci ascoltano tanto. Ma anche il sud della Campania. Io la mia ragazza della provincia di Salerno vi posso confermare che nel salernitano pure siamo ascoltatissimi dalle Alpi all'Oceano Indiano, come amo dire io. Ciao Pasquale, come stai? Ciao Antonio, diciamo tra virgolette abbastanza bene. Ne abbiamo giorni siamo abbastanza impegnati. Ne abbiamo di cose da dire per la Campania, perché ci sono delle novità, ecco perché ti ho chiesto di intervenire, perché ci sarà a breve una conferenza stampa, quindi ne parliamo. Però permettetemi, volevo salutare un amico che me lo chiede sempre. Io quando sono giù a Roma e vado sempre a mangiare nello stesso ristorante a pranzo e a cena, ed è una persona squisita, voglio salutarlo, Aldo, è il proprietario del ristorante pizzeria Sonnino a Piazza Sonnino. Quindi andateci che si mangia da Dio. E tra quando Antonio entra al ristorante inizia la canzoncina benvenuti a sti frocioni. Comunque andateci, la pizzeria ristorante Sonnino a Piazza Sonnino a Roma, Trastevere. Continua a cantare. Un abbraccio Aldo. Detto questo, torniamo seri. Niente Pasquale, ci vuoi aggiornare su quella che è la situazione, perché il giorno 30, ricordo bene, ci sarà una conferenza stampa, no? La conferenza stampa c'è stata oggi, c'è stata ok. Mattina, il giorno 20, sì. Prima è stato anticipato, prima no? Era il 30, okay. Ok, perfetto. Quindi se ci puoi raccontare, per favore. Sì, questa mattina c'è stata una conferenza stampa nel Palazzo della Regione Campania a Santa Lucia, dove tutte le organizzazioni sindacali, ad eccezione di una, cioè le organizzazioni sindacali appartenenti al cosiddetto cartello sindacale, hanno denunciato le innumerevoli problematiche della Regione Campania e lo stato di abbandono in cui versano i poliziotti penitenziari della Campania. È vero, è una situazione difficilissima a livello nazionale, ma qui in Campania ci occupiamo della Campania e la Campania forse
e tra le regioni, insieme a qualche altra, più difficili. Vive un momento drammatico alla luce anche degli ultimi eventi che sono capitati in estate: evasioni, tentate evasioni dagli ospedali, incendio delle stanze ospedaliere, una serie di eventi critici a cui sembra non esserci mai fine, e a cui non si riesce soprattutto a far fronte, vista la grandissima carenza d'organico, circa 1.000 unità in cui versa la Regione Campania, e visto il gravissimo sovraffollamento in cui versa la Regione Campania, alla luce soprattutto della chiusura di un padiglione di Poggioreale di circa 400 detenuti, il padiglione Napoli, che è stato distribuito all'interno degli istituti della Regione che erano già sovraffollati, fino a raggiungere punte massime del 150% di sovraffollamento in alcuni istituti. Basti pensare che a Poggioreale ci sono 2.078 detenuti a fronte dei previsti 1.400, ad esempio. A Benevento ce ne sono 405 a fronte di 259. Insomma, non voglio stare qui a tediarvi con i numeri, comunque la situazione in Campania è drammatica. I punti che noi abbiamo denunciato questa mattina nel corso della conferenza stampa sono quelli relativi alle aggressioni al personale di polizia penitenziaria, che ahimè ormai conosciamo tutti, aggressioni che non si limitano soltanto al personale di polizia penitenziaria, ma anche al personale sanitario. Evidentemente si fa leva un po' sull'esasperazione dei detenuti dovuta al sovraffollamento, un poco sulla carenza di personale. La carenza di organico e il sovraffollamento crediamo che siano i due punti cardine che vadano affrontati nel breve termine. In Campania abbiamo pure un altro triste record dei suicidi. Dall'inizio dell'anno ci sono stati ben 9 suicidi in carcere dei detenuti, che rappresentano circa il 15% dei suicidi a livello nazionale. E c'è anche a nostro avviso un problema di gestione che a nostro avviso andrebbe migliorata da parte del provveditorato della Campania, perché se i problemi che abbiamo descritto prima riguardano espressamente Roma, cioè riguardano espressamente il livello nazionale, cioè la carenza d'organico e il sovraffollamento, ma problemi tipo la gestione della chiusura del carcere di Pozzuoli, tanto per fare un esempio, dove i primi segnali di bradisismo c'erano stati già da circa un anno, cioè dell'accentuazione dell'evento sismico, ma nulla si è fatto per prevedere e anticipare un eventuale piano di evacuazione delle detenute, che da un giorno all'altro si sono ritrovate assegnate al carcere di Secondigliano in un reparto di semilibertà che non è per niente idoneo ad ospitarle. E le stesse colleghe sono state ballottate un po' tra i diversi istituti della Campania, la maggior parte a Secondigliano, per la gestione di queste detenute. Situazione che si poteva prevedere, visto che il bradisismo non è un fenomeno improvviso, ma è un fenomeno che è sotto controllo dal punto di vista dell'osservatorio vulcanico, e quindi si poteva già anticipare, si poteva tranquillamente anticipare gli eventi. Quindi questa gestione è stata un po' approssimativa. Tra l'altro si sono viste anche in questo caso l'assenza di relazioni sindacali, nel senso che sono stati presi provvedimenti da parte del provveditorato prima di confrontarsi con le organizzazioni sindacali. Anche questa è una cosa che noi denunciamo, cioè la pressoché totale diradazione, per non dire inesistenza, delle relazioni sindacali. È quello che noi chiediamo a questo provveditore, di un riavvicinamento dal punto di vista delle relazioni sindacali, perché si prendono decisioni, ad esempio tipo quella di Pozzuoli, ma anche quella riguardante il carcere di Avellino, dove sono state inviate personale di polizia penitenziaria in missione d'ufficio, senza interpellare le organizzazioni sindacali, senza stabilirne i criteri di mobilità, con il risultato che tra provvedimenti di missione in tanti colleghi non si sono presentati perché sovraccaricati da stress lavoro correlato. Poi abbiamo visite ambulatoriali e ricoveri in ospedali urgenti che si susseguono. C'è da mettere mano anche alla sanità penitenziaria in Campania, dove per patologie a volte che potrebbero essere curate tranquillamente in istituto si inviano detenuti in ospedale, col conseguente aggravamento dei carichi di lavoro, perché personale che dovrebbe far servizio all'interno delle sezioni viene poi da un momento all'altro sballottato negli ospedali e a gestire situazioni
i detenuti, che molto spesso sono situazioni di detenuti anche psichiatrici che sono particolarmente ingestibili, che creano problemi di gestione, soprattutto in una realtà esterna del carcere, quale quello dell'ospedale, e quindi anche problemi di ordine pubblico. Abbiamo contestato anche la mancanza dell'organizzazione del lavoro a livello periferico. Come sapete c'è stato l'approvazione dell'accordo quadro nazionale, l'anno scorso c'è stata poi l'approvazione del protocollo d'intesa regionale con i sindacati, e doveva partire l'organizzazione del lavoro degli istituti penitenziari in tutta la Campania, ma su tutti gli istituti soltanto 4 organizzazioni del lavoro sono decollate, le altre stanno ancora in fase di discussione. Questo perché? Perché non si riescono a portare a termine, perché non si riuscirebbero a firmare organizzazioni del lavoro se non violando quelle che sono le prerogative e i diritti soggettivi dei detenuti, vista la grandissima carenza di personale, da cui deriva poi ovviamente turni di lavoro massacranti per il personale. Si arriva anche a 12 ore di piantonamento esterno, ad esempio in ospedale, quando poi il massimo di ore in piantonamento esterno dovrebbe essere di 6 ore. Ho colleghi che in istituto devono garantire il doppio turno di servizio poiché non hanno la possibilità di ricevere il cambio sul posto di servizio. Il mancato trasferimento dei detenuti fuori dalla regione, nonostante le circolari ministeriali, nonostante sia stato più volte sollecitato. Pasquale, scusa, perdona, ma questo punto dolente che colpisce varie regioni italiane, a cosa è dovuto? Perché, cioè, com'è possibile che Roma, comunque il Ministero, dia chiare indicazioni per trasferire detenuti che si rendono protagonisti di fatti, insomma, efferati, ecco, tanto per stare leggeri con le parole, per stare sul diplomatico, e invece poi al massimo si fanno il tour dei carceri della regione dove distruggono, insomma, carcere dopo carcere, uno dopo l'altro, quando invece il trasferimento fuori regione una volta era famoso per raddrizzare alcuni casi disperati. Come ti spieghi questa cosa? Ecco, siccome qua ne abbiamo discusso un sacco di volte, vorrei avere il tuo pensiero in merito. L'unica spiegazione che mi posso dare è che presumo che non siano istruite adeguatamente le pratiche relative alla gestione di determinati eventi critici di aggressione del personale. Credo che ci sia qualcosa che non funziona nella catena, in un anello della catena, ad esempio gli uffici dei detenuti dei vari provveditorati, che non ci sia secondo me una giusta comunicazione tra uffici, perché io credo che se a un detenuto venga avviata facinoroso, che ha fatto un'aggressione al personale, venga avviata una pratica di avviamento per l'articolo 14 bis, ossia di sorveglianza particolare perché si è reso particolarmente pericoloso, credo che automaticamente Roma non abbia problemi a trasferire il detenuto fuori nazione. Perciò io credo, ma questa è una mia ipotesi, per carità, credo che probabilmente non ci sia un'effettiva ed efficace comunicazione tra le direzioni degli istituti, gli uffici dei provveditorati e l'ufficio nazionale addetto poi ai trasferimenti dei detenuti. Perché altrimenti non si spiega, altrimenti è vero che c'è un problema di carenza di posti all'interno dei vari istituti della nazione, però è anche vero che movimentando i vari detenuti si potrebbero mettere a posto le varie caselle. Evidentemente non c'è un efficace coordinamento, io riesco a darmi soltanto questa spiegazione tra gli uffici centrali, gli uffici regionali e gli uffici locali. E quindi a ciò si aggiunge poi tra i motivi della protesta, ultima cosa che volevo dire, è anche la movimentazione dei dirigenti della polizia penitenziaria, che molto spesso nella regione Campania non occupano i posti che dovrebbero occupare, ma ci sono delle movimentazioni di dirigenti, che praticamente sono fittizie, ricoprono posti che non dovrebbero ricoprire. Sì? Dicevi, Antonio? Movimentazioni fittizie? Cose da pazzi. Sì. Davvero sì. Vabbè, Qua servirebbe la logica. Io conosciamo queste dinamiche, Sì. Conosciamo soprattutto le problematiche della regione Campania, perché negli ultimi anni veramente c'è stata un'escalation in Campania che è allucinante. Era una delle regioni dove veramente si stava bene, bene a livello. Era un esempio per tutta la nazione, perché era un piccolo orologio svizzero. Ma da qualche anno è diventata, se non la peggiore, ma se la sta giocando
ma sia lì Pasquale, secondo me è diventata la peggiore, perché Il c'è tutto in stata un una contesto gestione, che ricordiamo esplosivo. Purtroppo è una regione una meravigliosa, un gestione piccolo paradiso in terra, però purtroppo c'ha insomma, una criminalità organizzata molto importante che addirittura sta diventando sempre più giovane. Infatti di cronaca li sentite, quindi insomma. E dopo i fatti di Santa Maria, soprattutto bravissimo, mi hai anticipato, bravo Sì, Pasquale. sì. I fatti di Santa Maria hanno cambiato proprio la situazione in sono lo Campania. spartiacque, Bravissimo. che ha aperto una voragine che diventa sempre più profonda e non si riesce a porre rimedio. Bravissimo, perché noi abbiamo tantissime difficoltà, più. partendo da Santa Maria Capovedere, Carinola, che pure non è messa Sì. bene, Salerno, Secondigliano, dopo la questione della chiusura dell'Istituto di Pozzuoli, quindi anche lì la situazione è cambiata. Poggioreale, cioè abbiamo degli istituti, Avellino, Pasquale, poi ci racconti quello che è accaduto ad Avellino. Beh, almeno Ariano Irpino si salva. No, assolutamente. Nemmeno in montagna. No. Pasquale, Ariano Irpino si salva. Pensavo che l'area dell'Appennino. No, guarda, forse c'è un istituto in Campania dove si sta ancora bene. Pasquale, quello su in montagna, aiutano. Laureana di Borrello. No. Vallo della Lucania, no, Pasquale, quello dell'ex direttore, grandissimo direttore, che purtroppo è venuto a mancare, Forgione. Sì, Sant'Angelo dei Lombardi. Sant'Angelo dei Lombardi. Sì, Sant'Angelo era un gioiellino. Era un gioiellino, mi sto preoccupando. Sì, è stato contaminato dal fatto che, in virtù di questi trasferimenti infraregionali all'interno della regione di detenuti facinorosi, non avendo posti in altri istituti, è stato colpito anche trasferiti. Esatto, è stato colpito anche Sant'Angelo, dove prima c'erano solo detenuti selezionati, no, che partecipavano a un programma trattamentale. Adesso purtroppo non è più così. Questi detenuti sono stati contaminati dall'arrivo di altri detenuti e si è rotto pure il giocattolo Sant'Angelo. Perché lì c'è una tipografia, no? È la tipografia che stampa tutti i modelli per gli istituti d'Italia. Cioè veramente io ci sono stato e ho avuto il piacere e l'onore di conoscere l'ex direttore Forgione, che purtroppo a noi è venuto a mancare, una persona squisita, una persona preparatissima, veramente un grande direttore. Ne ho conosciuti pochi così, quindi mi ricordavo di Sant'Angelo come un carceretto modello, no? Una bomboniera, invece, come ci dice Pasquale. Pasquale, ma ho detto una bugia oppure Federico? Mi potete rispondere, perché lavorate in prima linea. Ho detto una bugia quando ho detto che purtroppo la stragrande maggioranza degli eventi critici sono causati da detenuti stranieri? No, è vero, purtroppo è così. La maggioranza degli eventi critici è causata dagli detenuti stranieri o da detenuti psichiatrici. Che la maggior parte sono detenuti stranieri con cervello bruciato dalla droga. Da una serie di sostanze magiche. Ecco, perché voglio sempre ricordare che la droga ammazza, uccide. Ricordatevelo sempre. Ma piano piano, prima ti rincoglionisce per bene e poi ti ammazza. Quindi, e noi ci ritroviamo all'interno degli istituti penitenziari tantissime persone col cervello bruciato dalle tantissime sostanze che stanno arrivando sul mercato, che fanno veramente schifo. Già la droga, a prescindere, fa schifo, ma quello che sta arrivando ultimamente è un qualcosa. Ma anche i vari mix, che è la cosa assolutamente peggiore, no? sì. Con i farmaci il problema è che continuano a drogarsi anche in carcere. Bravissimo, è quello che dicevo prima. E tutto questo è dovuto al fatto che non c'è un investimento sulla sicurezza, cosa che sentiamo dire da anni e anni. Abbiamo donne e uomini della polizia penitenziaria che vorrebbero fare questo, cioè che il loro mestiere è sicurezza, quindi i colloqui, le perquisizioni, tutto questo. Posso testimoniare che in tantissimi studi penitenziari, ma sicuramente Pasquale Gallo ne sa molto più di me, è impossibile effettuare perquisizioni. Addirittura alcuni istituti penitenziari incontrano nell'ufficio colloqui difficoltà nella normale gestione dell'ingresso, e ne sappiamo tante di queste che stiamo pagando dazio per gli anni in cui il sistema è rimasto assolutamente ingessato. Che non si è investito in uomini e in risorse, non ci sono stati investimenti, bravo, in mezzi, perché servono i radiogeni, servono i metal, davvero si è bloccato tutto. No, adesso io prima, perdonami Pasquale se ti interrompo, volevo dire, prima noi abbiamo mandato in onda il video anche del ministro Salvini che parlava del DL sicurezza, no? Per il nostro mondo ci sono delle novità importantissime, partendo dal discorso del reato. Volevo dire che è passato alla Camera, adesso andrà al Senato, però la Lega ha chiesto una corsia preferenziale, assolutamente sì, quindi per accelerare i tempi ci sarà il famosissimo, e per me importantissimo, perché potrebbe essere veramente un buon deterrente, il reato di rivolta, no? Abbiamo perso Pasquale Gallo.
Vabbè, vediamo il reato di rivolta, sì. che Sì, istituendo il reato di rivolta, secondo me è un ottimo deterrente, perché il detenuto prima di fare una rivolta ci pensa 3 volte sopra, perché veramente sono previste delle pene pesanti. Esemplari, insomma. Bravissimo. Uno, poi c'è il discorso dei 10.000 euro che l'amministrazione, le spese legali, no? Quella che è stata fatta, una grandissima cosa, che se un collega si ritrova in una situazione spiacevole, indagato per fatti attinenti al servizio, ed è facilissimo purtroppo, altro che Salvini, davvero. È all'ordine del giorno. L'amministrazione pagherà tutte le spese fino al 3° grado, e laddove dovesse essere assolto il collega non deve nulla. Se viene condannato perché ci sono delle colpe, ovviamente deve restituire, ovviamente rateizzando. Quindi questa è un'ottima cosa, perché comunque sappiamo bene che l'80% dei processi vanno a fine tutte con l'assoluzione dei colleghi, però tu intanto devi... Però arriva a segnare che l'amministrazione difende i suoi uomini, è un segnale fondamentale, importantissimo, perché molti uomini e donne non sentendosi difesi dall'amministrazione iniziano a mollano, e quando si molla, quando il disfattismo vince, poi la barca inizia a affondare. Questa è una cosa importantissima, e ricordiamo sempre questa cosa, voluta fortemente dalla Lega, dal sottosegretario Stellari e dal sottosegretario Nicola Molteni. Quindi è giusto precisarlo. Sì, e vale anche per finanza, Polizia di Stato e Carabinieri. Assolutamente, tutte le forze di polizia. Sì. Assolutamente. Poi c'è la dotazione delle bodycam, anche quello è ok. E noi spieghiamo sempre il famoso taser. Almeno la sperimentazione. Bisogna sperimentare il taser, che per me personalmente, ma credo per tutti i miei colleghi, è fondamentale come deterrente, nessuno vuole andare a friggere. Assolutamente. Ma poi c'è da dire una cosa, no? Qualcuno mi parla, ma sai, è pericoloso perché potrebbe, allora attenzione, viene usato all'esterno, e all'esterno il collega della territoriale che interviene non sa chi ha di fronte, non conosce chi è la persona, se è malato di cuore, se ha qualsiasi altro tipo di problema, e non c'è il medico dietro, non ha il medico dietro, interviene. Negli istituti penitenziari noi abbiamo la cartella clinica di tutti i detenuti, conosciamo la salute di tutti i detenuti, quindi sappiamo privacy permettendo. E quindi abbiamo a disposizione un medico H24, e io sono convinto che dando il taser alla polizia penitenziaria, guarda, credimi, non dico che si andrebbe ad azzerare il numero degli eventi critici, ma proprio ridotto all'osso. Perché è come l'arsenale nucleare, basta solo farlo vedere. Forse solo farlo vedere. Pasquale, eccoci, è ricaduto, ci sei? A posto? Sì, ci sono. Intanto ti voglio ringraziare perché noi siamo in chiusura, grazie veramente del tuo intervento, è stato interessante ascoltarti, perché comunque noi che le conosciamo le problematiche, ma chi è da casa che non conosce quella che è la realtà degli istituti campani, ma diciamo che lo specchio della nazione, la realtà degli istituti della nazione, veramente sono molto interessante. Noi ci sentiremo presto, in privato ci sentiamo sicuramente, ma ti aspettiamo presto qui alla radio, Fede? Assolutamente, grazie a tutti per l'ascolto, grazie Pasquale Gallo, lo ringraziamo sempre, grazie a Lorenzo e Andrea, i nostri mitici registri, ovviamente grazie a Antonio Fellone per essersi fatto carne e ossa. Grazie a te che oggi hai lavorato, perché è giusto dirlo, oggi il signore qui a fianco ha prestato servizio, non ha voluto come sempre il permesso sindacale, ha fatto le corse perché c'era lo sciopero dei mezzi qua a Milano, sono sudato come un mufflone, e ha detto stringi i denti, almeno la prima mezz'ora te la fai da sola, ma dopo mi riascolti, assolutamente, che se sono andato male mi bocci, mi correggi, più che altro, che è importante. Detto questo, io volevo ringraziare tutti coloro che ci hanno ascoltato, che ci dedicano tempo, che ci aspettano, poi abbiamo ricevuto delle chiamate, oggi è stata una puntata abbastanza frizzante, volevo solo fare un passaggio: non difenderti, attacca. 50 regole di comunicazione politica per Spin Doctor e addetti stampa di Carlo Melina, storiche edizioni 2024, quindi sicuramente interessante. È molto interessante, io avrò il piacere di leggerlo a breve, l'ho già acquistato, perché io volessi acquistare Amazon oppure Feltrinelli, facciamo pubblicità. Ma a proposito conosco il dottor Melina e posso dire che sicuramente
A proposito di libri, sarà una dobbiamo cosa molto lasciare interessante. il passo alla trasmissione che si occupa di libri. Siccome Ok. giustamente il nostro tempo si è esaurito, è giusto dare lo spazio a chi di libri ne parla. Quindi tantissimi auguri di buona trasmissione a chi viene dopo di noi. Grazie a tutti per l'ascolto e restate sempre all'ascolto di Radio Libertà. Viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP. Buona serata. Ciao! Avete ascoltato Spazio Più.